Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a Veneto 1 con noi, ben ritrovati a chi ci sta ascoltando sui 97.500 Radio Veneto 1 e a chi ci sta guardando anche attraverso i nostri canali video www.veneto1.it e la pagina Facebook. Vi presento subito l'ospite con me in studio per questa chiacchierata. Parliamo di Jacopo Berti, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Ferrofini a Venezia e anche membro del collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle. Saluto e ringrazio per essere qui con noi Jacopo Berti. Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, subito una domanda che insomma per rompere il ghiaccio, che vuole essere anche un po' una battuta. Più difficile fare l'opposizione a Zaia e alla Lega a Venezia, è più difficile giudicare i comportamenti e gli atteggiamenti a volte anche ribelli all'interno del Movimento 5 Stelle? Beh, la cosa importante, io parlo per noi, per il Movimento 5 Stelle, è aver chiaro il fatto che bisogna far rispettare le regole. E quando una comunità si basa su delle regole chiare e condivise, è giusto che queste vengano rispettate in maniera oggettiva, perché se questo viene fatto la comunità rimane stretta e può guardare verso il futuro e verso i propri obiettivi, se no ognuno fa quello che vuole, ma allora non è più una comunità. Quindi mi piace di più pensarla in questo modo propositivo, in modo che chi è bravo e si dà da fare abbia la certezza di essere premiato nel suo percorso. C'è il rischio che ci sia, come dire, un pensiero unico all'interno del Ma non movimento? ci deve essere, il pensiero unico è fuorviante di per sé, è giusto che ci sia pluralità, ma è giusto che ci sia il momento della discussione in cui ognuno dice la sua e poi quando la maggioranza sceglie si va in quella direzione, perché quando si è scelto bisogna avere la coerenza e la forza di portare avanti la decisione. Con Jacopo Berti affronteremo dei temi locali, dei temi anche nazionali. Partirei dalla notizia di queste ore, no? Questo vertice all'interno notturno del governo con la situazione della nave Sea-Watch che insomma sta per schiarirsi, no? Dovrebbero sbarcare poi 5 stati dell'Europa pronti ad accoglierlo. Al di là delle questioni politiche, no? Parliamo del tema immigrazione. Sì. Questa vicenda di questi 47 disperati, al di là delle posizioni destra, sinistra, 5 Stelle, centro, eccetera, non le sembra che abbia evidenziato queste 47 persone e dall'altra parte 500 milioni di abitanti in Europa una pochezza e un dramma anche etico da parte di questo continente? Purtroppo abbiamo visto la risposta dell'Olanda che è stata desolante, perché nel momento in cui sappiamo la bandiera che batte su quella nave è olandese e queste persone sono a bordo quindi di una nave olandese, è stato detto: Olanda, visto che è una tua nave, puoi farti carico di questo. E loro hanno detto no, non se ne parla assolutamente, arrangiatevi. Allora non è con queste forme di appunto di scaricabarile che si può pensare di affrontare un problema del genere. Le coste dell'Italia non sono le coste solo dell'Italia, ma sono le coste della comunità europea, e se noi veramente vogliamo essere una comunità europea dobbiamo affrontare in questo modo delle migrazioni epocali, perché di questo di cui abbiamo visto problemi con la Siria, problemi che vengono dettati anche dall'ambiente, quindi a fattori che sono al di là dell'impatto antropico, vanno affrontate con appunto la volontà di centinaia di milioni di persone di saperlo gestire, e non possono essere 47 persone che mettono in crisi un'intera Europa. Vuol dire che c'è pochezza nella capacità di affrontare e anche forse la volontà di strumentalizzare delle situazioni purtroppo sulla pelle di persone, perché ricordiamolo, su queste 47 persone è giusto che la legge venga fatta rispettare, come noi la rispettiamo tutti. Chi ha diritto perché scappa da una guerra è giusto che possa avere soccorso e quindi capacità di asilo. Chi non ce l'ha, mi dispiace, faccia i documenti come li devo fare io se domani mattina voglio andare negli Stati Uniti, cioè è la cosa più normale del mondo. Qualche mese fa un'altra vicenda di una nave, questa volta italiana, è la Diciotti. Adesso c'è Salvini che ha cambiato idea, prima processatemi eccetera, adesso ha detto questo processo non si deve fare, no? E questo ha messo anche in crisi un po' il Movimento 5 Stelle, nel senso che lei cosa pensa? Io penso che i privilegi vanno abbattuti, quelli della politica, e la possibilità di nascondersi dietro la carica parlamentare non deve esistere, è una cosa assolutamente impensabile nel 2019, e quindi se è stato chiesto un rinvio a giudizio è giusto che si presenti di fronte ai giudici, se non ha fatto niente di male come è convinto e è stata una decisione fatta, presa dal governo eccetera, i giudici allora prenderanno questa giusta decisione. Cioè io andrei come qualsiasi altro cittadino, perché chiunque di noi si trovasse in una situazione quantomeno analoga di essere citato in giudizio deve andare in giudizio, non è che arriva una giunta e lo salva.
per il regolamento, quindi si prenda e si vada avanti senza nessun problema. Un altro tema di scontro in qualche modo tra queste due parti che compongono la maggioranza del governo è quello delle infrastrutture. Parliamo in Veneto di TAV e Pedemontana. Prima volevo affrontare il discorso della TAV, del tratto veneto di questa TAV. 5 Stelle chiaramente dice no TAV, altrettanto lo dice, posizione opposta invece quella della Lega e anche di tante forze economiche nel paese. Ma questo tratto veneto della TAV, perché secondo lei non deve essere fatto? Noi siamo contrari alle mangiatoie e purtroppo questo paese è il paese che ha trasformato le infrastrutture nelle mangiatoie di imprenditori e purtroppo di una parte deviata dei partiti politici. Il Veneto è la regione che ha avuto il più alto tasso di cementificazione nell'ultimo anno. Nel 2017 il rapporto ISPRA dice che siamo in assoluto quelli che hanno cementificato più territorio, il nostro bene in assoluto più grande e soprattutto quello che dobbiamo lasciare meglio di come abbiamo trovato ai nostri figli. Che cosa dicono queste infrastrutture? Sono infrastrutture vecchie di 30 anni che in 30 anni quelli che sono venuti prima di noi non sono stati in grado né di portare avanti né di fare, e adesso cercano di scaricare su di noi il loro fallimento. Un fallimento che, ricordiamolo, diamo due numeri. 1 chilometro di TAV in giro per l'Europa costa indicativamente intorno tra i 10-12 milioni di euro. Nella tratta tra Verona e Padova si parla tra i 70 e i 110 milioni di euro. Allora è impensabile, ma oggettivamente portare avanti un progetto che costa 10 volte tanto rispetto al resto d'Europa. Primo. Secondo, dovrebbe essere un treno ad alta velocità, ferma a Verona, Vicenza, Vicenza Fiera, Padova, Mestre e Venezia, cioè ferma 6 volte in 120 km, cioè ferma più volte del regionale veloce. Dobbiamo pagarlo 110 milioni di euro al chilometro in alcune tratte, ma siamo impazziti completamente. Allora noi diciamo ben vengano le infrastrutture veloci, performanti, ai costi giusti, standard europei, e quindi copiando quello che fanno i nostri vicini di casa in Friuli Venezia Giulia, prendiamo la linea storica, raddoppiamola, quadruplichiamola dove è necessario in alcune tratte, e si tratta di costi intorno ai 7-10 milioni di euro al chilometro, torniamo ai famosi costi europei, e abbiamo un treno che riesce a viaggiare intorno ai 250 km all'ora. Allora, se lo fanno in Friuli, noi in Veneto non abbiamo certo nulla di meno, anzi abbiamo, mi permetto di dire, un territorio forse ancora più prezioso e da mantenere. Questa è una direzione, e poi ovviamente guardare alle vere tecnologie del futuro per mettere in rete un territorio policentrico come quello del Veneto. È una mangiatoia la TAV, è una mangiatoia, l'ha già detto e ribadito tante volte, la Pedemontana. La Pedemontana è finanziariamente una follia. Non è che lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, lo dicono i rilievi ANAC che sono stati fatti e lo dicono purtroppo i numeri. Diciamocelo chiaramente, un'opera che doveva costare 1,5 miliardi di euro, la pagheremo 2,5 miliardi di euro, e uno dice vabbè, 1 miliardo in più come se fosse poco, ma la vera verità è che alla fine ai veneti costerà 12 miliardi e 100 milioni di euro. Ok? Quindi da 2,5 miliardi andremo a pagare 12 miliardi e mezzo. Perché? Perché dovremo pagare per 39 anni l'affitto al costruttore, che avrà la garanzia totale assoluta di mettersi in tasca questi 12 miliardi di euro con un guadagno utile netto, cioè pagate le tasse, pagato tutto e garantiti dalle nostre tasse 5 miliardi e mezzo di euro. Cioè con 5 miliardi e mezzo di euro di guadagno garantito, ripeto, dalle nostre tasse, qualsiasi cosa succeda, è una cosa indecente e impensabile e insostenibile per il nostro territorio. Però sono due opere fortemente volute dalle forze economiche, ci sono state anche manifestazioni. Ma certo, ma guarda, mi scusi. Dove sta la verità? Come vi ponete? Insomma, anche le forze economiche in questa area. E comunque bisogna ascoltare i cittadini, bisogna ascoltare le forze economiche. Chiedono questa infrastruttura, è giusto che si facciano le infrastrutture, ma se una strada costa fatto finito 2,5 miliardi, e io 2,5 miliardi la devo pagare, non posso pagarla appunto 12 miliardi e uno, ancora di più perché l'andremo a pagare 3 volte quest'opera, perché 1 miliardo l'abbiamo già messo di soldi pubblici, 12 miliardi e uno lo andremo a mettere di tasse per l'utilizzo, e in più dovremo pagare i pedaggi, che saranno i pedaggi più cari di tutto il Veneto, parliamo più del doppio della stessa tratta sulla A4. Allora io dico, facciamole le infrastrutture, ma rispettose dell'ambiente,
e soprattutto a costi europei. Paghiamole quelle che le pagano in giro per il mondo. Trovo una follia che in Italia tutto costi 10 volte tanto. Parliamo di un altro motivo di scontro con gli imprenditori, il decreto dignità. Sì. In queste settimane ci sono stati anche dei dati contrastanti. Imprenditori, il caso della Stiga, di Castelfranco, di Bottega, eccetera, che dicono a causa del decreto dignità abbiamo dovuto lasciare a casa decine, centinaia di dipendenti. Poi ci sono i dati di Veneto Lavoro che dicono più 25.000 posti sicuri. Dove sta la verità? Guardi, io non ho questa capacità di preveggenza, ma io guardo i dati, quindi mi limito a vedere quello che ci ha fornito Veneto Lavoro. Veneto Lavoro dice che c'è stato un miglioramento sostanziale e oggettivo da proprio novembre-dicembre, ovvero l'entrata in vigore del decreto dignità, sulla stabilizzazione dei posti di lavoro con più 25.000 contratti solo e unicamente per il Veneto. Quindi loro, che fanno riferimento alla regione Veneto, quindi non hanno niente a che vedere con noi, dicono che l'impatto è stato molto importante e molto positivo. Poi ci sono stati degli episodi singoli di imprese che hanno avuto dei problemi. Io non li conosco così nel dettaglio, però bisogna avere una visione più ampia, e la visione ampia che ci viene data dai tecnici. Ultimo ma non ultimo, cosa dice il decreto dignità? Una cosa appunto che dà dignità alle persone, ovvero noi stabilizziamo chi purtroppo si trovava a dover a essere il precario, cioè gli continuavano a essere rinnovati i contratti a tempo determinato quando uno in pratica era assunto a tempo indeterminato, ma nella vita reale si trovava a vedersi rinnovato, sperando di vedersi rinnovato il contratto. Ora lo si può rinnovare fino a un massimo di 3 volte. La trovo una cosa normale, di buon senso, e che adesso, quello che dicevamo prima, avviene in tutto il resto d'Europa. Cioè c'era questa stortura tutta italiana. Ci riallineiamo al mercato del lavoro europeo dando dignità, garanzie, la possibilità a uno che dice caspita, ho un lavoro, posso farmi un mutuo, posso comprarmi una casa, posso finalmente avere una stabilità economica. E poi io lo dico anche da persona attenta alle imprese, a chi si dà da fare. Se uno è bravo e dopo 3 volte che gli rinnovi il contratto, sarà bene poterlo prendere a tempo indeterminato. Se uno vedi che non è bravo e dopo 3 volte lo lascerai a casa o troverà un altro lavoro. Cioè, mi sembra una cosa talmente normale e purtroppo uno scontro che sta diventando ideologico. L'Italia sta riallineando il resto dell'Europa anche col provvedimento del reddito di cittadinanza, sì. No? Assieme alla Grecia era l'unico paese dove, insomma, pur nelle diverse forme, il reddito non c'era. C'è stata un'inchiesta delle ultime ore del Corriere Economia che dice in Italia ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro, me ne sono appuntati, sì. Cuochi, infermieri, fisici, chimici, servizi al turismo, tecnici informatici, questi centinaia di posti che non trovano candidati e che nessuno vuole fare. Anche questo può essere un paradosso adesso che si parla di reddito di cittadinanza. Può essere un paradosso nel momento in cui abbiamo un mercato del lavoro che da una parte fa fatica a incontrare la richiesta, quindi domanda e offerta spesse volte non si incontrano. Abbiamo visto infatti un florilegio di imprese, di società che si occupano di lavoro interinale proprio perché c'era il problema proprio di andare a incontrare domanda e offerta. Questo è quello che vuole fare anche il reddito di cittadinanza nel riordino dei centri per l'impiego. Il modello di riferimento è il modello americano dello stato del Mississippi e tedesco, che sono i più performanti che abbiamo potuto vedere forse al mondo da una parte e in Europa dall'altra. E quindi iniziare prima di tutto per le imprese dire ho bisogno di questa persona, ecco, ti metto in comunicazione direttamente. Dall'altra parte, mi permetta, c'è forse anche una questione di retribuzione, perché se le stesse capacità, le stesse persone, le stesse professionalità trovano all'estero, e quindi vediamo una migrazione dei flussi professionali verso l'estero per fare gli stessi lavori, allora vuol dire che qui o sono retribuiti troppo poco o sono retribuiti male o la professionalità richiesta è troppo alta in funzione del lavoro offerto. Perché se i nostri ragazzi che si occupano anche di queste cose vanno a farlo in altri paesi, allora vuol dire che c'è un problema anche da parte di chi offre il lavoro. Bisogna avere anche l'umiltà di mettersi in gioco e dire ok, cosa sta succedendo? È solo sempre colpa degli altri? Forse no. In queste ore alcuni giornalisti hanno fatto un giro delle anagrafi, no? Adesso ci si può anche separare andando in comune e c'è
c'è stato un boom di richieste di divorzi per ottenere probabilmente il reddito di cittadinanza, stiamo parlando del Veneto. C'è l'assessore Donazzan che dice a proposito dei tutor: 500 in Veneto sono troppi, noi non li vogliamo. Adesso, gli effetti del reddito di cittadinanza in Veneto, tra rischio di furbetti e tra tutor che forse arrivano, forse non arrivano, quali sono? Allora, il reddito di cittadinanza io lo vedo così, può essere una leva potentissima in mano a chi è intraprendente e chi ha voglia di fare. Io sono ipoteticamente una persona che riceve il reddito, lo prendo, che ne so, da 2 mesi, vado in giro a fare dei colloqui con degli imprenditori e gli spiego che il reddito di cittadinanza, se loro mi assumono, andrà direttamente all'impresa per i rimanenti 16 mesi. Quindi fino a 18 mesi le imprese, se assumono una persona che riceve il reddito di cittadinanza, lo riceveranno loro come imprese. Quindi un incentivo potentissimo per chi ha voglia di fare e chi ha voglia di darsi da fare. E quindi il mondo dobbiamo dividerlo tra chi è attivo e ha voglia di mettersi in gioco e chi invece è passivo, pensa di essere il solito furbetto e di farla franca. E per loro c'è solo una cosa: pene di reclusione da 1 a 6 anni previste appunto nel decreto per il reddito di cittadinanza. Però gli imprenditori dicono, piuttosto del reddito di cittadinanza fatto in questo modo, con i benefici che potrebbero derivare anche alle aziende, noi preferivamo degli investimenti e degli sgravi fiscali sulle aziende. Beh, ricordiamo che gli sgravi fiscali molto importanti per le aziende sono arrivati ieri, proprio nel decreto semplificazioni, perché passiamo alla stabilizzazione di uno sgravio fiscale, anzi del 40% per i beni strumentali. Pensiamo ai famosi capannoni, all'IMU sui capannoni. Quindi è stato portato al doppio, era già stato portato al 20%, adesso viene portato al 40%, e questo ce l'avevano chiesto espressamente tutte le categorie. Dall'altra parte viene abolito il Sistri, quindi la burocrazia riceve un altro colpo fortissimo, e nel decreto semplificazioni, che è stato scritto a 4 mani, 10, 12, 18 mani con tutte le categorie, vengono portate avanti proprio un'ottica che è importantissima: non si fare una legge solo se prima se ne sono tolte altre. E questa è stata l'ottica con cui viene scritto. Poi abbiamo appena iniziato, siamo partiti, ci sono queste richieste? Bene, intanto abbiamo stabilizzato le fasce che erano più in difficoltà da quella che è stata l'onda che ha travolto il lavoro in questi anni. E adesso, assieme alle imprese, andremo ancora di più a dargli una mano a qualcosa che stiamo già iniziando a fare in maniera importante. Ricordiamolo, 1,5 milioni di partite IVA andranno a pagare il 15% di tasse con una tassa piatta. Insomma, va a incidere in maniera molto molto importante, penso proprio alle partite IVA del Veneto. Facciamo un salto, parlando sempre di lavoro, di 35 anni. Sì. Io e lei saremo fortunatamente forse in pensione. 2054. Sì. Lei ha detto e ha condiviso che dedicheremo solo l'1% della nostra vita a lavorare, no? Il lavoro che conosciamo, come lo abbiamo conosciuto, come lo conosciamo adesso, scomparirà. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che la creatività è la vera ricchezza nel 2054, e i lavori che si basano sulla creatività e la capacità di inventare sono gli unici rimasti, perché il lavoro pesante non nobilita più l'uomo, e questo deve essere chiaro. Può essere svolto da altre, e pensiamo ai robot, pensiamo ad algoritmi, lo dico andando a pensare ai rapporti che ci avvengono da parte sia delle istituzioni finanziarie sia degli studiosi che si occupano proprio di questi temi. Un lavoro che deve essere ripensato in funzione di liberare l'uomo da questa gabbia che purtroppo è andato a vessarlo in questi anni. Facendo come? Ci troviamo di fronte a una rivoluzione epocale in questi anni, lo vediamo, gli indici della borsa di New York ci dicono che delle 500 imprese più importanti la metà hanno meno di 12 anni, mentre negli anni 90 avevano più di 70 anni. Quindi vuol dire che il mondo del lavoro sta cambiando in una velocità incredibile e si stanno trasformando i lavori. Se 15 anni fa io avessi fatto un annuncio di lavoro chiedendo chi vuol fare il social media manager, la gente non avrebbe neanche capito che cos'è. Oggi ci sono società, agenzie che hanno più di 100 dipendenti e si occupano solo di questo. Questi sono esempi pratici per spiegare che bisogna avere delle capacità estremamente fluide che si basano su imprenditorialità, capacità economiche, capacità etiche e filosofiche, in grado di affrontare i veri lavori del futuro che si baseranno su imprenditorialità e capacità creativa. Ma lei
a far questi discorsi a un artigiano, un imprenditore, a Sì. persone che si alzano alle 6 del mattino e Certo. chiudono bottega dopo 14 ore, non ha paura di passare per pazzo, mi passi questo termine, o quantomeno scollegato dalla realtà? Allora, c'è una frase famosa che dice: la differenza tra un pazzo e genio è il successo. Quindi dovremmo dimostrare di avere successo in questa visione. La visione ci deve essere, perché è fondamentale, è quella che proietta la società in avanti e che la fa progredire. Alle persone poi che sante, che si alzano alle 6 di mattina e chiudono alla sera, bisogna dirgli che se continuano a fare nello stesso modo quello che hanno fatto negli ultimi 30 anni, purtroppo rischiano di essere schiacciati da questi cambiamenti che sono molto più grandi di noi. Abbiamo la capacità, la possibilità di andare a innovare queste persone facendo come? Pensiamo, nell'ultima legge di bilancio è stato innovato un bonus di 40.000 euro per tutte le imprese o le piccole imprese, proprio il nostro tessuto sociale, il nostro PMI, che vogliano andare a prendere un manager che si occupi proprio dell'ammodernamento e della diciamo riprogrammazione dal punto di vista digitale della propria azienda. Per un artigiano cosa vuol dire? Si chiama IoT, Internet of Things, quindi la possibilità di trasformare il manifatturiero in un manifatturiero sostenibile, veloce e competitivo in tutto il mondo. Questi sgravi fiscali ci sono già, basta andare in una camera di commercio, sul sito del Mise, e si riescono a recuperare. Torniamo ai temi veneti e parliamo dell'autonomia. Sì. Lei ha fatto campagna elettorale, ha votato sia al referendum, che è stato quasi un plebiscito, e ci sono però alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, mi riferisco per esempio alla senatrice Nugnes, che ha risposto alla lettera aperta del governatore al Sud Italia, che insomma hanno ribadito l'Italia è unica e indivisibile. Lei è favorevole all'autonomia sicuramente, ma in tutte le 23 materie? Allora, prima di tutto l'articolo 5 della Costituzione parla chiaramente e dice: è vero, l'Italia è una indivisibile, ma promuove le più ampie forme di decentramento amministrativo. E questo è fondamentale. Dobbiamo attuare questo articolo 5 bellissimo che dice di avvicinare il più possibile ai cittadini il momento decisionale. 23 materie, 11 materie, 5 materie. Io guardo per obiettivi. Gli obiettivi pratici sono avere in capo al territorio l'ambiente, il lavoro, l'istruzione. Quando noi abbiamo questi macro temi, la sanità, abbiamo una capacità decisionale che è aderente a una comunità, che è la comunità veneta, fatta di quasi 5 milioni di persone che si ritrovano sotto dei valori, e questi valori possono essere rappresentati anche nel momento decisionale e dalla classe politica. Ancora di più mi piace farlo attraverso il referendum e attraverso la democrazia diretta, quindi l'idea di poter vedere queste persone che hanno delle necessità e che immediatamente ricevono risposta dalle istituzioni è il punto di caduta a cui dobbiamo mirare. Ma perché si parla tanto di autonomia del Veneto e meno della Lombardia, si discute meno, si litiga meno sul percorso di Lombardia o su quello dell'Emilia Romagna, per esempio? Perché bisogna far polemica per stare sui giornali. A proposito di giornali, no? Siamo anche nell'epoca dei social, della carta stampata, delle fake news. Io mi ricordo, cito un'esperienza mia, agli albori del Movimento 5 Stelle, la prima intervista che ho fatto a un esponente del Movimento 5 Stelle si è presentato con un altro cameraman, un suo cameraman personale, che riprendeva tutta l'intervista per poi vedere quanto avevamo tagliato e sviato. Perché così tanta diffidenza nei confronti del mondo dell'informazione e dei giornalisti? Ma io ringrazio intanto le testate come la vostra che permettono un'informazione vicina al territorio, vicino alle esigenze dei cittadini. Purtroppo abbiamo visto che c'è stata altra parte della stampa in Italia, persone che hanno fatto del proprio servilismo il proprio trampolino di lancio e la propria garanzia di sopravvivenza all'interno del sistema politico italiano, e che molto spesso sono stati anche uno tra i più grandi mali dell'Italia, andando a negare problemi enormi che abbiamo avuto per un sacco di anni. Quando noi purtroppo c'è stato un negazionismo di fronte al debito pubblico che esplodeva, di fronte a costi delle infrastrutture che decuplicavano, di fronte a temi che non abbiamo affrontato e che sono stati negati con un indottrinamento di massa da parte di alcuni giornali, che purtroppo si sono rivelati organi di partito, e questo io lo dico con grande dispiacere da cittadino. La stampa è fondamentale ed è uno degli strumenti più importanti in assoluto di una società che funziona.
proprio per il suo ruolo di imparzialità, perché è giusto prendermi una legnata quando dico una stupidaggine, è giusto ricevere magari un bravo quando ho detto una cosa bella, ma non perché sono bravo e simpatico, ma perché il cittadino che si informa deve sapere che può contare sull'imparzialità di un arbitro, se vogliamo, o di un giudice esterno che sa riportare i fatti ed esporli in maniera chiara. Quando purtroppo invece vediamo che questi giornalisti delle testate si fanno parte in causa di una o dell'altra parte politica, stai facendo del male alla società e la stai andando a invischiare portandola alle tifoserie. E vediamo che si arriva alla polarizzazione dei concetti. O sei pro o sei no. Ragazzi, ma non è con la logica da ultras che usciremo da questo pantano. Ma in questo senso non è una sorta di vendetta il taglio annunciato dei fondi all'editoria? No, io penso che sia una forma di giustizia verso chi si mette in gioco tutti i giorni, gli imprenditori di prima, e penso che chi sa fare bene informazione riesce a portarla avanti senza bisogno dell'aiuto statale. Parliamo purtroppo di giornali che fanno i grandi paladini del liberismo e poi sono quelli che prendono più soldi in assoluto dei finanziamenti pubblici, altrimenti non starebbero in piedi. Poi io penso anche che nel momento in cui è stata creato una condizione economica in cui molte testate si sono appoggiate a questo, e tu gli togli questa stampella, dicono ma come? Avversione alla perdita, concetto tutto umano. Però bisogna entrare nell'ottica imprenditoriale, ed è un'ottica con cui viaggiano tutte le imprese. È anche vero che però, soprattutto per le piccole realtà locali, che lei prima ha elogiato, non avere accesso a un certo tipo di contributo significa non riuscire a stare sul mercato. Io nel dettaglio so che queste cose sono analizzate, in particolare da Vito Crimi, che si è fatto portatore di questo, con un'uscita progressiva da questo punto di vista, proprio per non andare a gambizzare, ma per creare delle vie d'uscita. Poi i modelli, l'abbiamo detto prima, degli imprenditori, degli artigiani, dei cittadini, che siamo di fronte a un'onda di cambiamento del lavoro a 360 gradi, e questo investirà anche la comunicazione. Il fenomeno della post-verità, hanno detto che post-truth è stata la parola del 2016, purtroppo ha fatto esplodere anche dei fenomeni di cattiva informazione, e io sono convinto sempre di più che nel 2020 in poi la buona informazione sarà uno delle vere direttive per la crescita. Parliamo dell'Europa, si vota, il principale appuntamento del 2019 di questa primavera sono le elezioni in Europa. Quali sono i vostri partner, i vostri amici in Europa? Si è parlato dei gilet gialli in Francia, come immaginate insomma i post elezioni? Si sta creando un gruppo potentissimo con il faro, diciamo, della democrazia diretta come direzione, come appunto un faro che illumina questo gruppo europeo. Che cosa vuol dire la democrazia diretta? Vuol dire che i cittadini si fanno istituzioni, è la nostra battaglia principe da quando nasciamo. Si tratta dei cittadini che finalmente riescono a fare a meno di questi intermediari, di questa democrazia rappresentativa e per delega, che nel Parlamento europeo, all'interno anche del Parlamento italiano, anche nel nostro Consiglio regionale, esiste per un solo motivo, ovvero per pagarsi gli stipendi e per darsi giustificazione di esistere. Dobbiamo dare di nuovo questo filo diretto tra i bisogni dei cittadini e le istituzioni che devono metterle in pratica. Il fenomeno dei gilet gialli è questo. Si è creata una frattura insanabile tra l'élite che faceva riferimento all'Île-de-France, quindi a Parigi, e il resto della Francia, che diceva «Oh, ma dove state andando?» E questo è un fenomeno che si sta replicando n volte in giro per l'Europa. Il fenomeno della Catalogna è questo. Una comunità catalana che non veniva più ascoltata e che ha detto «Sapete cosa c'è? E noi ci stacchiamo». Ma non ha detto che voleva uscire dalla comunità europea. Quindi con una visione globale, una visione inclusiva, ma che dice ascoltateci. Oggi è una mancanza di ascolto. Quindi ripeto, democrazia diretta come rappresentatività dei cittadini e delle comunità all'interno delle istituzioni, andando a rompere quest'alea di elitarismo purtroppo che ha piegato l'Europa con austerity e altre manovre che hanno solamente di più aumentato la differenza tra ricchi e poveri. Ultima rilevazione data da World Economic Forum, si amplia ancora di più nel mondo evoluto, quindi non parliamo solamente del mondo del terzo mondo, la differenza, la ricchezza che viene aggregata da poche persone attraverso
come si dice, capitalismo clientelare. Cioè cosa vuol dire? Gli amici degli amici. Ma se voi, assieme ai gilet gialli, assieme agli altri partner, avrete la maggioranza in Europa, è possibile anche rivedere tutti i parametri, questo per permettere anche un diverso rapporto tra debito e PIL e per vedere scongiurare anche forse l'aumento dell'IVA, cioè rispondere a quei 51 miliardi di clausole, insomma, che l'Europa si aspetta da noi nel prossimo biennio. Allora, i trattati li scrivono gli esseri umani, non è che li hanno scritti sulla pietra scendendo dal Monte Sinai, cioè quello che voglio dire, sono stati scritti 20 anni fa potevano funzionare, 30 anni fa, insomma dipende dai vari tipi di trattati, adesso non funzionano più, non stanno in piedi, abbiamo visto la questione col Trattato di Dublino, che razza di cortocircuito ha creato proprio sul tema dell'immigrazione. Oggi molti dei trattati europei devono essere rivisti da capo a piedi. Ma questo lo dico di fronte all'oggettività di una situazione che sta portando a dei nuovi equilibri all'interno della comunità europea. Dombrovskis è andato col suo partito alle ultime elezioni, ha preso il 6%, Moscovici ha fatto l'8% in Francia. È un'onda che sta dicendo basta a questa Europa, sì a una comunità europea, ma che cambi radicalmente. E noi siamo interpreti di questo, nel momento in cui diciamo ascoltare i cittadini e portare le loro decisioni all'interno della comunità europea. Le faccio un'ultima domanda, come immagina il suo futuro in politica, in proiezione anche delle prossime regionali? Ma per me la politica è attivismo, non è legato a un ruolo, a una poltrona. L'importante è darsi da fare e far di tutto per cambiare la società. Non sono particolarmente legato alle elezioni, a dei ruoli, ma sono attivista, magari tornerò attivista all'interno magari, spero, del mondo del lavoro con un'esperienza più ricca, ma soprattutto con la voglia di fare tutte quelle cose di cui abbiamo parlato fino adesso. Le elezioni poi purtroppo l'abbiamo detto prima, molto spesso è un momento di liturgie create dai partiti per riuscire a dare dei posti di lavoro a persone che altrimenti farebbero fatica. Lo dico, ieri in Consiglio regionale è stata una giornata a dir poco avvilente. Ho visto persone pagate 8.500 euro al mese parlare per 3 ore e mezza se si dovessero proiettare dei film nelle scuole di un tipo piuttosto che nell'altro. Lo trovo sinceramente avvilente per chi paga le tasse, quindi quando noi diciamo andare a tagliare gli stipendi, andare a tagliare i privilegi, andare anche a tagliare questo tipo di politica, questo tipo di partiti, è proprio per andare ad attaccare questo che non ha più senso di esistere nei nostri giorni. L'ultimissima domanda, in 30 secondi, che cos'è la piattaforma Rousseau? Piattaforma Rousseau è la prima forma di democrazia diretta, quindi di capacità per chiunque di votare una legge, di candidarsi. È una vera e propria tecnologia che permette al cittadino di entrare all'interno delle istituzioni. È un esperimento che ha portato un movimento politico da 0 a 9 milioni di voti nel 2013 e da 9 a 11 nel 2018, che ha permesso a migliaia di persone di entrare nelle istituzioni, e tutto questo senza un euro di finanziamento pubblico. Quindi una rivoluzione che sta dilagando in Sud America, li conosco personalmente, c'è un gruppo di ragazzi che sta facendo la stessa cosa e quindi secondo noi è il vero futuro della democrazia. Quindi Rousseau è una piattaforma dove si discute, si condivide, ci si candida, è una sorta di partito 4.0, no? No, una segreteria di partito o una sezione di partito, solo che insomma siamo nel 2020 e non nel dopoguerra. Dico di no perché è una pura tecnologia. E le tecnologie vengono utilizzate per fare delle cose. Se ho un martello lo posso usare per piantare un chiodo, se ho Rousseau lo posso utilizzare per cambiare la società, proporre una legge, proporre un'attività. Diciamo che è un cambio di paradigma di cui parlavamo prima. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle per essere stato qui con noi. Grazie mille a voi a tutti. E grazie anche a voi che ci avete seguito, restate sintonizzati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.